Gentili amici appassionati in ascolto, un saluto da Claudio Costanzo e ben ritrovati col campionato di allievi provinciali. Al campo Messina Sud di Santa Margherita si affrontavano Messina 2006 e Real Ritiro per la quarta giornata, padroni di casa di mister Francesco Suria, a 4 punti reduci dalla sconfitta sul campo dello Sporting Atene per 2-1, ospiti di mister De Francesco che devono invece ancora agguantare la prima vittoria stagionale e sono reduci dal buon pari per 1-1 contro la Messana nella passata uscita. Sceglie con il numero 1 Tavilla, col 2 Micali, 3 Lamantia, 4 Rosano, 5 Puliafido, 6 Ruggeri, 7 Paladino, 8 Surace, 9 Calabrò, 10 Leanza e 11 Bugalo. Mister De Francesco risponde all'altro lato mister Suria per il Messina 2006 con l'1 Filippini, 2 Galletta, 3 Pandolfino, 4 Recupero, 5 Sorbara, 6 Raffa, 7 Manganaro, 8 Signorino, 9 Roberti, 10 Mazzeo, 11 Salice. Con l'ausilio delle nostre immagini a cura di Federico Longo, come al solito abbiamo scoperto tutti i protagonisti di questa sfida, quando possiamo passare a raccontarvi quanto accaduto nel rettangolo di gioco con Real Ritiro in maglia bianca con inserti rosso-blu che ci prova verso la porta di Galletta. Il tentativo però di Surace termina largo, mette ancora pressione la squadra di mister De Francesco, questa volta dal binario Mancino. Il tentativo viene però stoppato ottimamente dall'estremo difensore locale Marco Filippini, classe 2001. Si affida allora ai calci piazzati affidati ad Anton Giulio Leanza e Real Ritiro. Questa volta però risulta debole il suo destro. A seguire al 17° minuto il primo tentativo del Messina 2006 con questa incursione di Roberti, sul quale fa buona guardia in uscita bassa Emanuele Tavilla. Dall'altro lato il Real Ritiro però una clamorosa occasione con Calabrò lanciato perfettamente da Paladino. Gli sbarra però la strada ancora una volta Tavilla. Ha avuto però qui una ghiotta occasione il numero 9 di mister De Francesco. Dall'altro lato invece è Signorino a scaldare i guantoni di Tavilla con questo bel destro dal limite. Va a sincerarsi poi delle condizioni fisiche di un avversario, l'estremo difensore del Real Ritiro, che qui ha ancora una clamorosa occasione sui piedi di Manuel Calabrò, calcia ancora una volta addosso a Tavilla. Dall'altro lato invece è il capitano della formazione locale Mario Roberti ad avere una clamorosa occasione con questo colpo di testa, sciupa tutto però, chiude in avanti però la formazione ospite con questo tentativo affidato a Bugalo al 31° minuto che termina largo. Prima del duplice fischio del direttore di gara ci sarà un ultimo traversone da parte del Messina 2006 quando le squadre vanno a riposo sul risultato di 0-0. Meglio il Real Ritiro in avvio, è uscito alla distanza invece la formazione di mister Suria. Si torna in campo con un cambio, con il numero 14 Arena che prende il posto di un compagno. Quando noi possiamo passare a raccontarvi quanto accaduto nella ripresa, pochi scampoli di gioco e c'è subito un'occasione per la formazione ospite con Calabrò che ci prova di testa, non trova però l'appuntamento col pallone e con l'1-0 a seguire avrà anche una clamorosa occasione sempre il numero 9 della formazione ospite che si ritrova il pallone praticamente a pochi metri dalla porta, calcia clamorosamente alto sciupando il gol del vantaggio. Si rifarà però di lì a poco l'attaccante di mister De Francesco che vince questo contrasto, calcia col destro e porta in vantaggio il Real Ritiro quando siamo al 48° minuto di gioco. E Manuel Calabrò, classe 2001, a portare in vantaggio la formazione del presidente Tavilla con questo destro sporco di punta, ma comunque importante per portare in vantaggio i ragazzi di mister De Francesco, che ora operano un cambio con Di Pietro che prende il posto di Lamantia, quando è ancora una volta sugli scudi il numero 9 della formazione ospite, e questa volta si è fatto chiudere da una diagonale di un difensore avversario. Prova a riaffacciarsi in avanti la formazione locale prima che il match winner di giornata abbandoni il campo in favore di un compagno. E Rigoli col numero 15 a prendere il suo posto quando spacca la partita Anton Giulio Leanza con tutto il suo strapotere fisico e tecnico. Una prima occasione, una seconda questa volta per Rigoli su assist di Arena, quando è ancora Leanza a portare in avanti la sfera sfruttando il proprio strapotere fisico. Poi trova la triangolazione giusta che lo libera al mancino, trafigge perfettamente Filippini e firma il 2-0 per il Real Ritiro, sempre nel segno di Anton Giulio Leanza, e con questo mancino fulminante ha portato sul doppio vantaggio i ragazzi quest'oggi in maglia bianca. Ancora un bolide calciato, questa volta col destro al numero 10 il Real Ritiro, che centra
l'avversario Raffa, prima che il Messina 2006 si affaccia in avanti, ha anche l'occasione per dimezzare il vantaggio e Sorbara a calciare alle stelle. Starà lo stesso numero 5 però da distanza siderale a sorprendere Davilla. Il pallone si insacca sotto la traversa, per lui c'è dedica speciale alle nostre telecamere, quando possiamo riapprezzare però il bellissimo gol del numero 5 della formazione locale, che firma il risultato sul definitivo 2-1. Dedica speciale a Chiara per il ragazzo del Messina 2006, prima del triplice fischio del direttore di gara che sancisce la fine delle ostilità e la prima vittoria per i ragazzi di mister De Francesco, che salgono a quota 4 punti agguantando i diretti rivali odierni. E allora, augurandosi una lieta visione, Claudio Costanzo anche per quest'oggi vi saluta, un ringraziamento e alla prossima.